Una forma gigante di Asiago per festeggiare la 25esima edizione della transumanza di Bressanvido assieme ai 250 soci di Latterie Vicentine e a migliaia di visitatori da tutto il Veneto. Festa grande domenica nello stabilimento della piccola Olanda Vicentina, dove sono arrivate tantissime famiglie per scoprire il mondo dei formaggi attraverso visite guidate, spettacoli, masterclass, degustazioni e tanto divertimento. Il clou della giornata è però rappresentato dal taglio della forma di Asiago DOP da oltre 1 tonnellata, creata come ogni anno per l'occasione, con il presidente di Latterie Vicentine Alessandro Mocellin e l'allevatore Marino Pagiusco, che si sono esibiti in un'operazione spettacolare sul grande carro allestito per l'occasione. Il ricavato della vendita di questa maxi forma è poi stato devoluto in beneficenza. Una festa, quindi, anzi una domenica in famiglia. È veramente riuscita bene, dobbiamo dirlo, dobbiamo avere il coraggio di dirlo e hai usato un'altra parola che a me piace tantissimo, che è affetto, e l'ho sentito, l'ho respirato, per cui in questo momento la soddisfazione supera qualsiasi altro sentimento, perché non può essere diversamente. In un momento in cui molte famiglie si trovano a dover fare i conti con l'esplosione dei costi e delle bollette, della benzina e del carrello della spesa, continuare a lavorare nel territorio è sempre molto complicato, ma l'obiettivo della cooperativa non cambia. La qualità è l'unica arma che abbiamo per giocare, un elemento che distingue appunto i prodotti italiani, i prodotti che produciamo anche noi. Qui siamo nel territorio dove produciamo principalmente Asiago DOP, che è una vera e propria eccellenza che esportiamo anche nel mondo, per cui la qualità è sicuramente vincente ed è sicuramente unica arma che abbiamo a disposizione per vincere. Buone notizie sono arrivate anche da Caseus, dove la cooperativa vicentina, in gara con altri 124 caseifici, si è aggiudicata il primo premio con il pan di formaggio, una provola affumicata, seconda con l'Asiago fresco e il Vezzena stagionato, terza con lo Stravecchio.